Per la terza volta in stagione tornano a sfidarsi le due neopromosse che molto presto ci hanno fatto dimenticare di essere tali. La padrona di casa Trapani continua ad alimentare le ambizioni di vertice e vuole tenere il passo delle prime. Trieste invece ha tutte le intenzioni di consolidare il proprio sesto posto. Si riaccendono i riflettori del Pala Shark. Ora Galloway serve in maniera ottimale il taglio di Alibegovic, scarico nell'angolo per Petruccelli, altro canestro, secondo bersaglio colpito dalla lunga distanza per Trapani. Nuovamente cercato e trovato Johnson in post basso, su di lui Alibegovic, sportellate tra i due e dà la meglio il numero 34. Robinson cerca Galloway, e però il pallone viene rubato da Trieste. Ruzier leggibile in questo caso, palla recuperata da Trapani e dalla parte opposta il punto esclamativo di Gabe Brown. Sfrutta il contatto JD Notey con il fallo e la giocata da 3 punti. Un altro tiro per Notey, ancora e ancora, sempre a segno Trapani. Si torna a giocare, pallone rimesso in gioco da Notey, che poi serve Yeboah per il tiro da 3, anche lui a segno. Non sbaglia veramente nessuno per Trapani. E si riparte nuovamente da Notey. Yeboah lascia il pallone a Gabe Brown, altro canestro per il numero 44. Cambio difensivo, c'è Johnson su di lui, allora Alibegovic torna dal proprio playmaker e può attaccare, ottimo il pallone lungo la linea di fondo per Rossato, che poi si gira e cadendo all'indietro segna un canestro tutt'altro che semplice. Abbondantemente nell'ultimo giro di orologio di questo primo tempo. Ancora Gabe Brown, questa volta alza il pallone e trova a tu per tu con il ferro Chris Horton. È spettacolo puro. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo giocando, dobbiamo continuare a pressare, dobbiamo continuare a seguire il game plan e essere connessi e aggressivi. Petruccelli perde l'attimo, non riesce a raccogliere il pallone, tirare da 3, ritorna da Robinson. Ruzier intanto è pronto a rimettere in gioco. Markel Brown riceve palleggio, arresto e tiro dall'altezza della linea del tiro libero, si sblocca. Fa vedere Ruzier che riceve subito, guarda il canestro, lo scarico per Jutov, fa bene in questo caso Jutov perché segna. Si appoggia Notey e vola un'altra volta più in alto di tutti. Chris Horton. Tiro da lontanissimo, senza guardare per Notey, arriva anche il fallo tecnico per la panchina. C'è un altro canestro di Gabe Brown, tanto per cambiare. Stefano Gentile pesca un Paul Yeboah tutto solo sotto canestro. Colpisce Sean McDermott. Notey, step back, anzi side step per Notey che si sposta lateralmente e poi con la classica esultanza proprio in stile statunitense, rock the baby. Da 3 anche Yeboah. Termina con questo punteggio la partita valida per la 22esima giornata di Serie A Unipol e 131 ad 88 per Trapani Shark.
We played together, we played to win, and we just came out first half and just played harder than they did, and that was what it was.